That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love it, so please don't stop it. You got me riding in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like a waterfall with a little bit of tender and emotional sexual. Un ben ritrovati, siamo sotto un gazebo, siamo all'altezza del sentiero numero 5, Sappada e Gustosa. La temperatura qui è al momento sui 14 gradi, quindi ben al di sotto della media stagionale. Sono con Marianna Sartor, che fa parte del consorzio turistico di Sappada. Di Sappada, esattamente. Allora, intanto dobbiamo tirare un po' la linea, visto che sarà uno speciale anche di bilancio dei primi 2 giorni di questa Sappada Gustosa. Com'è andata, Marianna? Siamo soddisfatti, c'era molta gente che hanno apprezzato anche le prelibatezze di Sappada e oggi speriamo che sia lo stesso nonostante il tempo e speriamo di replicare al più presto. Marianna, qui intorno che cosa trovano i visitatori? Allora, intanto si è al 100% a contatto con la natura, quindi si può approfittare di fare una passeggiata, è accessibile a tutti e ovviamente assaggiare tutto quello che è anche Sappada, quindi anche le erbe che si trovano. Da sappadina, perché Sappada è speciale? Sappada perché siamo una piccola comunità molto unita, infatti anche per organizzare tutto questo siamo stati molto uniti e in più il panorama è unico secondo me. Allora, chiedo alla nostra Chiara Miscoria di mostrarci appunto in quello stand che cosa sta succedendo. Strauben. Stanno facendo gli Strauben, che è il dolce tipico di Sappada. Tu sai farlo, Sartor? No, in realtà no, io lo mangio e basta. Benedetta la sincerità. E invece questa tua, che tra l'altro ringrazio, assieme c'era anche un ragazzo che avete accompagnato col fuoristrada. Esattamente. Come si chiama? Matteo. Matteo, che non c'è, ci ha accompagnato appunto con il fuoristrada per raggiungere questo piazzale dove ci sono questi stand. Spiegami un po' come vi siete organizzati per questo evento. Allora, innanzitutto abbiamo coinvolto sia i ristoranti che appunto le aziende agricole della zona e niente, abbiamo chiesto questa disponibilità a queste attività e abbiamo deciso di aiutarli con i transfer a trasportare il materiale e niente, poi loro diciamo è stato molto... Abbiamo portato su tutti i tavolini e tutte le cose che servivano per creare appunto lo spazio adeguato per mettere il cibo e tutte le specialità che hanno portato. Ecco. C'è tanto volontariato. Sì, molto. Tutti si sono resi molto disponibili, come diceva prima Marianna, e per fortuna qui comunque siamo tutti muniti di jeep e macchine che ci permettono di trasportare il materiale, quindi si è chiesto un po' a tutti e ci hanno aiutato, ecco. Marianna, dobbiamo dire chi stiamo aspettando. Stiamo aspettando i nostri campioni olimpici, Silvio Fauner e Elisa Vittozzi. Che si esibiranno in che cosa? E faranno una sfida in cucina, quindi vedremo chi vincerà dei due, se sono campioni oltre che nello sport, anche in cucina. Allora, ringrazio queste due volontarie, l'auto è arrivata, quindi spazio alle immagini della nostra Chiara Miscoria e quindi vediamo chi scende da quell'auto, anche se sappiamo che scenderà da una parte la Vittozzi e dall'altra la Fauner. E qui che cosa abbiamo già pronto? Gli Strauben, appunto, che sono per voi, perché ci hanno preparato. Dobbiamo assaggiarli, ma li assaggeremo fra poco, vediamo la discesa dall'auto e quindi Fauner e la Vittozzi, vedete che sta piovendo e quindi adesso questi due campioni olimpici ci mostreranno di che cosa sono capaci. E come promesso eccola qua la Lisa Vittozzi. Ti stai preparando a fare che cosa, Lisa? Farò degli gnocchetti alle ortiche
e spero che vengano buoni. Non è che sono bravissimissima, però dai, me la cavo, quindi speriamo di comunque far vedere dare un po' di spettacolo. Senti, fra gare, allenamenti e vita privata, trovi il tempo anche per cucinare o è abbastanza difficile? Ma mi piace, però sì, non ho tanto tempo, ma quando sono a casa cerco comunque di mettermi a imparare qualcosa di nuovo, perché alla fine bisogna saper fare anche quello. Sappada è un luogo che frequenti abitualmente? Sì, vivo qui e ci torno sempre volentieri, insomma, sto parecchio tempo via da casa e torno sempre volentieri, qua ci sono le mie montagne e la mia famiglia, quindi sì. Senti, tiriamo un po' la linea sulla tua carriera, sei arrivata veramente in alto. Sì, sono arrivata in alto, mi è mancato un po' di fortuna, diciamo, però adesso ho consapevolezze nuove e sto cercando di ritornare a quel livello dove ero arrivata e sono sicura che con il lavoro che sto facendo penso di poter ritornare lì. Che obiettivi hai? Quest'anno ci sono le Olimpiadi, quindi quello è il mio obiettivo da ormai 4 anni. Le scorse Olimpiadi erano andate bene, ma ero arrivata lì senza aspettative e godendomi l'Olimpiade. Quest'anno cerco la medaglia sicuramente e vediamo come va. Senti Elisa, sapere che non avrete il pubblico, quanto incide? Dispiace, però alla fine aspettiamo così tanto tempo per fare quelle gare che io le farei anche. Dispiace che non ci sia il pubblico, però diciamo che in quei paesi tipo la Cina e quei paesi là non c'è mai tanto pubblico e quindi non penso che sentiremo troppa mancanza degli spettatori come se fossimo in Europa. Cosa significa portare la divisa? È una cosa molto bella, dà proprio soddisfazione, soprattutto rappresentare la nazione e vincere le medaglie per la nazione è una cosa speciale. Vincere una medaglia al tempo del Covid, secondo te la pandemia ci ha unito un po' di più? C'è qualche recinto in meno? Beh, sicuramente ci ha unito molto di più, però è stato anche un momento molto difficile perché tanta gente comunque ha vissuto un po' di solitudine, come dire, lo sport comunque unisce e speriamo che possa vincere una medaglia per tutti. Senti, ti chiedo cosa vuoi fare da grande? Sì, al momento, al momento la sportiva, poi non lo so, non ci ho mai pensato perché mi piace fare questo e do tutto a me stessa per questo sport e mi fa stare bene. E mi mancano ancora un po' di anni e quindi mi godo questo momento. Senti, Sappada in questo momento è una grande, ha una grande attrattiva turistica. Quando ritorni a casa, che pensieri fai? Ma diciamo è un paese molto bello, ha tante potenzialità che non sempre vengono sfruttate al 100%, ma comunque abbiamo delle montagne bellissime e la gente viene comunque molto volentieri qui. E io sono contenta quando torno e vedo un po' di gente, mi fa piacere, vuol dire che comunque quello che fa il nostro paese è apprezzato e sono contenta di questo. Vittozi, quando torni qui, come passi il tuo tempo, oltre che magari a passeggiare, a guardare le tue montagne? Ma io sto veramente poco qui, però sembra banale, ma mi rifugio sempre in montagna perché è un posto pacifico dove puoi rilassarti. Sì, io non è che faccio tanto, mi riposo e sto con la mia famiglia e con gli amici che non vedo mai e mi godo il momento qui. Allora, quindi ricordiamo ai nostri telespettatori che cosa farà la Vittozzi. Lo ricordiamo ancora una volta che tanto poi lo documenteremo. Hai già una ricetta? Ci sarà qualcuno che ti aiuta? Ma non è che ho una ricetta proprio, ci provo a fare quello che ho in mente, quindi non so cosa sarà, spero qualcosa di buono e darò il massimo e vediamo cosa salta fuori. Non mi sono fatta una ricetta, però più o meno gli gnocchi di pane li sa fare tutti, dai. Senti, se ti dico Monica Bertarelli, tu cosa mi rispondi? Eh, Dobbiamo andare a conoscerla adesso, più che a conoscerla, a intervistarla.
Beh, è una donna molto in gamba, per come l'ho conosciuta io si dà molto da fare soprattutto per questo paese, è molto divertente e farà divertire. Allora, noi adesso ci fermiamo, mi dicono che abbiamo 2 minutini per andare in pubblicità, ma direi che possiamo andare in pubblicità, l'anticipiamo di un attimino e poi ci ritroviamo qui con la fattiva Bertarelli. A tra poco. It's like a waterfall with a little bit of tender and emotion, no sexual. It's like a waterfall with a little bit of tender and emotion, no sexual. Ed eccoci qui, come promesso, eccola qui, Monica Bertarelli. Piove, ma noi andiamo avanti lo stesso, ci mancherebbe altro. La Vittozzi è già in allestimento e ha un aiutante di tutto rispetto, il signor Fauner. No, non è l'aiutante, Daniele, è lo sfidante. Volevo vedere se eri attenta. Fra poco Fauner sfida la Vittozzi e la Vittozzi sfida Fauner. Esatto, sono tutti e due molto bravi, beh, insomma lo attestano le loro medaglie. Qua di fatto non vinceranno una medaglia ma il tagliere d'oro, e questo è quello che si contendono, no? Lisa è molto brava, poi ha una mamma peraltro che è una bravissima cuoca, Silvio si è molto arrangiato nella sua vita e quindi insomma sono sicuramente due buon gustai ma anche molto bravi ai fornelli. E come dicevi tu, noi andiamo avanti perché il motto di chi vive in montagna è non mollare mai, quindi non lo faremo neanche questa volta. Il pubblico anche prima, presente anche fino a poco tempo fa, la dimostrazione della nostra food blogger Annalisa di Mancalsale, ha attestato questa vicinanza alla montagna, quindi nonostante la pioggia erano presenti per assistere alle sue dimostrazioni. Ieri è stata una bellissima giornata per fortuna, in montagna è così, c'è sempre il 50% di probabilità che vada bene, però questo non significa fermarsi, bisogna lo stesso essere propositivi e cercare di offrire qualcosa di nuovo, di diverso e che sia una preziosa testimonianza della cultura, della tradizione locale ai nostri ospiti, perché alla fine quello che cercano non è solo la bellezza del paesaggio, la possibilità di praticare attività outdoor, ma vogliono proprio respirare la magia di una località, vogliono che gli vengano raccontate le storie, vogliono emozionarsi con una località. Questo è anche un nuovo tipo di turismo che viene molto richiesto in quest'ultimo periodo, Daniele. Allora, l'allestimento in corso, spiegami come si svilupperà questa competizione. Sì, loro proprio per non bleffare, è come se fosse un antidoping in sostanza, faranno vedere davanti al pubblico la loro maestria nel proporre la loro ricetta. Lisa ha scelto un risotto, no, ha cambiato, ha ripiegato alla fine un canederlo, anche, gnocchetti di ortiche, quindi il tema quest'anno erano le erbe selvatiche o non, quindi Lisa ha scelto le ortiche, saranno sicuramente squisite, vediamo qua tutti gli ingredienti che ha preparato poco fa prima di salire, e Silvia invece ha scelto il canederlo, che è un piatto tipico della tradizione, però interpretato a modo suo, con dei formaggi e come erba invece prevalente. Possiamo svelare, Silvio, quale sarà? Sì, Elisa l'ha fatto, perciò anche con Silvia lo diciamo, ha scelto la menta, che è molto particolare perché in genere il canederlo si abbina alla salvia, quindi insomma rischia, perché cambiare le tradizioni è sempre un grande rischio. Io ovviamente ringrazio i nostri campioni che sono abituati a palcoscenici internazionali, questo testimonia la loro vicinanza alla propria terra, che non è da tutti, bisogna rendergli merito di questa loro versatilità, perché sappiamo bene che tante volte i campioni, come si suol dire in gergo, se la tirano, invece loro no, loro amano Sappada e amano dimostrare anche questa vicinanza al territorio. Il buon Fauner a casa è bravissimo a cucinare, come lo vedremo qui fra pochi istanti? Ma questo non si sa, sinceramente andrebbe chiesto ai suoi figli, no? Però se tanto mi dà tanto direi di sì. Sì, abbiamo già dei buoni riscontri. Sì, abbiamo già dei buoni riscontri. Senti Monica, dobbiamo dire come si è sviluppata questa 3 giorni di Sappada gustosa? Sì, allora è stata la scelta orientata verso una delle valenze più importanti della nostra proposta turistica, che è quella culinaria. Abbiamo la fortuna di avere molti ristoranti gourmet, tutti di altissimo livello, al di là del ristorante light che è stellato, ma anche tutti gli altri sono davvero eccellenti. E quindi si è detto, perché non dare risalto anche a questo
aspetto dell'ospitalità, anche a questo nostro valore. Molti turisti ci scelgono proprio in funzione della cucina e quindi, come dicevo prima, abbiamo scelto un trade union, diciamo, tra tutte le proposte, che è quello delle erbe. Ognuno si è sbizzarrito con la propria proposta, 3 giorni dedicati al gusto, non solo a valle però anche in quota, perché sul Sentiero 5. Il Sentiero 5 è un sentiero molto bello, dove ogni sappadino che si rispetti, quasi ogni famiglia, diciamo così, ha una baita dove trascorre magari le domeniche pomeriggio, quando è libero, quando può. Però è un sentiero che è stato devastato da vaia 2 anni e mezzo fa, ma compromesso anche nella sua parte boschiva dalle copiose nevicate della scorsa stagione invernale. La neve è bellissima per i turisti, è stupenda, ma ricordiamoci che rappresenta una difficoltà per chi abita in montagna. Quindi sono caduti più o meno 7 metri, Daniele. Immagina come possono aver reagito appunto i nostri alberi. Quindi abbiamo voluto far vedere anche ai nostri ospiti e alle istituzioni le difficoltà del vivere in montagna. Ovviamente tutte le località turistiche montane, Sappada in primis, si adoperano attraverso la comunità, attraverso le istituzioni locali, nell'apparire sempre nel migliore dei modi, ma questo non è facile. La montagna è di tutti e tutti a modo loro devono contribuire quindi alla sua bellezza e alla sua integrità. È un messaggio anche che vogliamo lanciare attraverso Gustosa Sappada, quindi chi ieri ha percorso questo sentiero e chi lo farà oggi noterà la devastazione di vaia, ma non è una vergogna questo, è una testimonianza della natura, un po' di come reagisce al nostro poco rispetto spesso nei suoi confronti. Non parlo della gente della montagna ovviamente. È un po', insomma, sono eventi che capitano e che bisogna saper accettare e ripartire subito. Sappada ha dimostrato di saper ripartire, perché i boschi comunque sono puliti, non vedrete, salvo rarissime eccezioni, insomma, accumuli di legname, e nell'arco di poco tempo quindi ha saputo pulirli, e non è una cosa facile, perché ricordiamoci che tutti questi interventi vengono fatti lungo i pendii, non è la pianura, no? Poi le condizioni meteo, l'anno scorso in tutta l'estate solo 10 giorni non è piovuto, quindi sono realtà che devono fare i conti con appunto situazioni meteo spesso difficoltose, però ce l'abbiamo fatta. Ecco, quindi Gustosa Sappada è il gusto, è la tradizione, la bontà dei piatti, ma è anche la natura. Posso chiederti di raccontarci che cosa sono quelle sculture alle spalle della nostra Chiara Miscoria? Come dicevo prima, Lisa e Silvio sono grandi testimoni della nostra terra e lo dimostrano di amarla sempre, ma ci sono anche, tra virgolette, comuni mortali, persone che abitano, che non hanno vinto medaglie olimpiche, ma che sono molto legate e dedicano il loro tempo anche alle strutture. Per esempio, un ceppo di questi è quello che rimane da un albero abbattuto da vaia. Lungo il Sentiero 5 se ne trovano anche altri. Queste sono opere di Bruno, che è una delle colonne portanti di Sappada, che ha fatto tutt'altro nella sua vita, però dedica gran parte del suo tempo all'allestimento, all'arredo urbano, di sua spontanea iniziativa, senza avere incarichi particolari, perché, come dicevo, a ognuno a Sappada piace dare appunto il supporto. Mi piace ricordare che per Gustosa Sappada abbiamo reclutato, tra virgolette, molti collaboratori e collaboratrici della località, molte ragazze che un giorno saranno loro a portare avanti il turismo di Sappada, ma anche mi piace ricordare la mia amica Nadia, che tra l'altro è la mamma di Lisa, che si è messa in gioco, quindi nel suo tempo libero ha dato una gran mano per allestire e, come dicevo prima, a testimonianza del bene che ognuno a Sappada vuole alla propria località. Per promuovere un territorio servono risorse economiche, ci mancherebbe altro. Voi avete però tante idee. Sì, bravo Daniele, perché non è sempre detto che le risorse economiche arrivino. Allora cosa fai? Ti fermi? Non puoi. Devi per forza andare avanti. Quindi si ricorre alla fantasia, si ricorre alla forza di volontà e al desiderio comunque di essere sempre competitivi e nel rispetto anche dei propri ospiti, perché l'ospite si attende sempre qualcosa di nuovo ed è giusto accontentarlo, perché gradisce, perché apprezza anche iniziative simboliche, non necessariamente grandi concerti o grandi eventi che richiedano dispendio di risorse finanziarie. Noi vogliamo dimostrare anche questo con le nostre piccole forze, piccole risorse. Ringraziamo anche la Regione, Promoturismo FVG ovviamente, perché ci dà una mano, però questo è proprio il nostro messaggio. Hai colto l'essenza delle nostre iniziative, Daniele. Senti, piccolo è ancora bello? Sì, decisamente, perché noi puntiamo, per esempio, non abbiamo grandi strutture alberghiere, no? Che da un lato ci penalizza perché vorremmo poter ospitare più ospiti, però la nostra capacità ricettiva è quella. Però l'ospite vede di buon grado l'accoglienza di tipo familiare, sapere che per esempio in una struttura ci può essere anche solo una famiglia, parlo dei nostri B&B caratteristici, è un valore aggiunto.
è, come dicevo prima, un raccontare anche una storia. Noi abbiamo delle strutture ricettive, alcune alberghiere che hanno una storia di più di 100 anni, ma altri B&B che si trovano in strutture, in edifici che hanno 400 anni, dove si respira ancora il profumo del legno di una volta, e questo ha un valore. Quindi piccolo, securato, decisamente è bello. Allora, io vorrei andare dal signor Fauner che è sta procedendo all'impasto, così io faccio il giro del gazebo che di fatto ci protegge dalla pioggia e se la nostra Miscoria è d'accordo io mi sposto e vado da Fauner che di fatto ha vicino anche la Vittozzi. Silvio, allora come sta la procedura, come sta andando avanti? Bene, bene, abbiamo appena cominciato, ho appena tagliato il pane, ci ho aggiunto un pizzico di sale e un po' di uova, adesso poi procedo con l'impasto perché il mio sarà un canederlo un po' particolare, quindi un canederlo al formaggio. Senti, la mamma, la nonna, probabilmente quando eri piccolo già carpivi. Beh, credo come tutti quanti i bambini, quando si tratta di cibo, quando si tratta di mangiare, vuoi sì assaporare quello che ti preparano, però poi cerchi anche di copiare qualcosina che nell'emergenza, magari anche durante l'ora di merenda, da poter essere poi autonomo. Senti, per i ragazzi che si vogliono avvicinare al tuo sport, quello che ti ha portato in alto, che consigli ti senti di dare? Allora, sicuramente non è uno sport facile perché serve sacrificio, serve impegno, perché parliamo di discipline aerobiche, quindi c'è comunque, bisogna mettere in conto anche questo, però io credo che anche i ragazzi giovani, ce ne sono tanti che si avvicinano a queste discipline con la passione e con l'impegno e soprattutto col non rendersi magari alle prime sconfitte, uno può arrivare a dei buoni risultati che ognuno in base alle proprie possibilità poi deve crearsi. Con 3 aggettivi, come mi descriveresti le montagne di Sappada? Me ne basta uno solo, stupende. E Fauner da piccolo che cosa faceva fra queste montagne? Ma allora no, io provengo da una famiglia di contadini, quindi Siete abituati al sacrificio? sì, ma un po' come tutti quanti gli abitanti del paese di montagna, perché comunque il vivere in montagna non è facile, non è semplice, non è l'estate solamente con i fiori, con i balconi fioriti, però c'è tutta una preparazione dietro in primavera, soprattutto anche come vediamo quest'anno la neve, tutta la neve che è arrivata ha creato i suoi danni, quindi c'è comunque il ripristinare una situazione, quindi non è sicuramente facile. Come ho detto, io provengo da una famiglia di contadini, quindi la mia infanzia l'ho passata nei prati a fare fieno o nei boschi con gli amici a pascolare le mucche. Fauner, grazie, perché vedete che lui sta continuando a lavorare, quindi l'ho anche un attimo distratto, però vedete che ci sono dei ricordi dell'infanzia che rimangono e rimarranno impressi nella memoria di questo campione. Adesso possiamo andare in pubblicità, ci vediamo tra poco. Allora, terza parte di questo speciale da Sappada, vi stiamo raccontando Sappada gustosa e fra i visitatori c'è anche una coppia, tra l'altro la signora è originaria del Mali. Malesia. Della Malesia. E cosa fa da ste parti? Se lo chiede anche lei. E lei chi è? Io sono il suo compagno. Quindi lei, una tranquilla domenica di luglio, amore, ti porto a Sappada. Voi arrivate da dove? Dalla provincia di Treviso. Da Cison di Valmarino. Come ha saputo di questo evento? Tramite amici. Abbiamo saputo ieri sera e mi hanno detto andiamo a vedere cosa fanno di bello.
non mi dica indiscreto, ma cioè, del Mali, come vi siete conosciuti? Ma noi abbiamo lavorato tanti anni all'estero, ci siamo conosciuti a Dubai. Niente poco di meno. Eh no, certo, assolutamente. E che cosa fate nella vita, oltre a venire a Sappada? Beh, lavoriamo nell'ambito delle costruzioni. Sì. Voi siete degli abitué di questi eventi? No, non spesso, ma quando sappiamo che ci sono, perché no? Volentieri. Che cosa l'ha colpito? È la prima volta che viene a Sappada? Sì. È la prima volta che veniamo a Sappada e era anche un'occasione per portare lei a vedere questo bellissimo villaggio. Qui c'è Sappada gustosa, quindi mangiano prodotti del territorio. La signora del Mali e della Malesia che cosa le cucina volentieri? Ma lei è una buon gustaia, quindi le piace cucinare sia i prodotti italiani ma anche asiatici. Un prodotto asiatico per il quale va amato. Ma in generale il riso, come lo fanno loro, è molto buono, fried rice, ma anche delle zuppe sono davvero... Char Kway Teow, che è un tipo di spaghetti comunque asiatici, sono buoni. Senta, mi faccia questo regalo. Come si chiama la signora? Safina. Ecco, visto che ha una certa confidenza, provi a dire che in malese auguri buon appetito e venite a Sappada che c'è, ammesso che... Yeah. Try to say it in Malay language, buon appetit and come to visit Sappada. Okey, selamat menjamu selera. Sila datang ke Sappada. C'è tutto sto in poche parole. Assolutamente, semplice. Che va anche bene per il vostro... Cioè, è asciutto, pieno di ritmo. Grazie. Come si dice grazie in malese? How to... Scusi? Terima kasih. Cioè, per una parola, una frase del genere... Vabbè. Te la dica? Terima Terima? kasih. Hai capito Miscoria? Terima Cassi. E adesso torniamo dalle nostre parti, andiamo da questa signora e grazie a voi, si figuri. Thank you. Ciao, come si dice ciao in malese? No. No, non si dice ciao. Mandi, ciao, bye, bye. Lei del Mali, anche lei? No. Io sono originaria di Pordenone, sposata felicemente a Sappada, però l'azienda agricola con mio fratello ce l'ho a Clout, quindi amo la montagna, se non si è capito. Si è capito benissimo. Senta, e qui su questo tavolo imbandito che cosa troviamo? Qui troviamo tutti i prodotti della nostra azienda agricola, noi ci produciamo tutto e ce lo trasformiamo anche. Le piantine le coltiviamo nel nostro campo circondato dalle Dolomiti Friulane, quindi quando alziamo lo sguardo abbiamo il Duranno, abbiamo Cima Preti, abbiamo un bellissimo territorio e poi le piante le possiamo produrre essiccate oppure trasformate in oli essenziali tramite la procedura in corrente di vapore, quindi sono puri al 100% e sono anche edibili. Quindi li mettiamo dal centro benessere alla nostra tavola, li possiamo sempre usare. Noi ci consigliamo sempre di fare anche dei biscottini con gli oli, li possiamo mettere nel miele, fare un po' di tutto. Produciamo anche un piccolo quantitativo di miele dato dalle api che abbiamo nel campo che ovviamente lo producono utilizzando tutte le piante officinali che abbiamo a nostra disposizione. Senta, questo è un mestiere di fatica perché di fatto voi le seminate, voi le coltivate e voi le raccogliete. Sì, molta fatica. La terra è bassa, io lo dico sempre, però ti dà grande soddisfazione. Anche ad esempio la camomilla che è lì, che si sta raccogliendo adesso, è faticoso raccoglierla perché andiamo, non tagliamo la pianta, ma noi con un rastrellino togliamo solo il fiore maturo, quindi il bel fiore grande, quello verde lo lasciamo sulla pianta e passiamo il giorno dopo. Così la malva, ad esempio il timo, noi coltiviamo il timo vulgaris per fare l'olio essenziale. Di solito si taglia con le macchine, noi lo dobbiamo fare a mano perché lui non cresce molto, quindi abbiamo un carrellino dove ci sediamo e andiamo avanti e raccogliamo il timo, poi lo portiamo nel distillatori che abbiamo e ce lo trasformiamo. Abbiamo un piccolo... Il suo nome? Chiara. Chiara, guardando questo spettacolo che è alla nostra sinistra, che pensieri si fanno? Che la montagna è unica e la montagna ci dà tutto. Ci riempie il cuore di gioia e ci fa star bene, ci fa vivere ancora come una volta.
Allora, vedo questa ragazza. Sì. Chi è? È nostra nipote, è la seconda figlia di nostra sorella, perché noi siamo in tre, e lei è il nostro braccio giovane, quindi lei sa fare tutto nel campo, come lo sappiamo fare noi, e ci aiuta a far tutto, quindi da quello che può essere un mercatino a quello che può essere mettere giù un telo pacciamante, trapiantare, eccetera, lei fa tutto con noi. In estate, finita la scuola, si trasferisce con noi. Questo è un costume tipicamente... Tirolese, e oggi fa un po' freddo, mi dispiace. Beh, togli la maglia. Così vedete un pochino. Questo è un po' stropicciato. È il costume tirolese tipico. Qui a Sappada, quello della festa, a dire la verità, sarebbe nero, con un cappello molto importante, eccetera. Questo è più un vestito per tutti i giorni, ecco, perché poi ogni paese ha il suo. Quindi bisogna sempre un po', questa è una via di mezzo, anche perché è più portabile, perché altrimenti povere sembrerebbero tutte un po' tristi, così invece si sono modernizzati, ecco. Se andiamo nel passato erano un pochino più bruttini, avevano quello non potevano fare. Bisognava accontentarsi, Chiara. Certo, ma non è, cioè, accontentarsi fa bene ogni tanto, eh. Detto da una che fa fatica. Sì, beh, insomma, è vero. Dov'è suo marito? Mio marito è a lavorare e l'ho lasciato in negozio qui a Sappada, perché io praticamente nel periodo di stagione aiuto mio marito che ha un negozio qui in centro al paese, e fuori stagione mi trasferisco a Clout e lavoro nel campo con mio fratello. E adesso con un'altra Chiara, ma con la Miscoria, ci trasferiamo a una quindicina di metri perché vogliamo andare a vedere, ci hanno preparato, cara Miscoria, delle delizie da provare. Però io prima di provarle vorrei capire come le hanno fatte. Andiamo di là, tra poco. Buona giornata. Grazie. Come promesso, Emma e Sandra stanno sfornando che cosa? Ricordiamolo ancora? Straub. La pronuncia è straordinaria, e invece qua abbiamo il prodotto già bello finito e già in degustazione. Prova a descrivermi le emozioni ecco. Pazzesco. Vero Emma? No, è davvero buonissimo, ne vale la pena, perché puoi vedere direttamente come lo fanno Emma e Sandra, è proprio bello. Degustarlo sul momento e non è confezionato. A casa tua si fanno queste cose? No, in realtà no, infatti approfitto di loro. Allora direi che possiamo mandare qualche immagine mentre vedete che è in preparazione un altro, come si chiama? Straub. Straub. E quindi questo è per noi, signora? Benissimo, benissimo. Questo è benessere. Chi è che li ha insegnato a farli questi, signori? Questi non sono io l'artista, è proprio Emma, per cui dovete chiedere a Emma che li sta facendo. Io faccio il giro e vado da Emma, andiamo da Emma, giro tondo, eccomi qua. Emma, chi è che questa ricetta risale a? No, diciamo che noi abbiamo un po' rubato la ricetta, non è proprio di Sappada, è dell'Austria. Però c'è un segreto che qualcosa abbiamo aggiunto. Noi siamo un gruppo di volontarie e lo facciamo per i missionari, difatti c'è Insieme si può. Facciamo questo per i missionari e per aiutare anche i paesani che hanno più bisogno in questo momento soprattutto. Questa delizia dolce, sì. Si fa anche della solidarietà. Sì, questo è solidarietà, noi facciamo solidarietà. Però ai nostri, ad esempio ai gruppi qui, le offriamo, a voi le offriamo, alla signora del fieno le offriamo, a Silvio, cioè ai nostri vicini insomma le offriamo. Senta, com'è cambiata Sappada negli anni? Oi, tanto, perché? Un ricordo di quando era piccolina ce l'ha? Non c'erano gli Straub. Non c'erano? Non c'erano, no. E che cosa si faceva all'epoca? Si facevano le Osenerland, cioè le orecchiette di coniglio. Quelle era anche
farina, latte, zucchero e basta, perché non c'era, attenzione che Sandra molla perché sennò si brucia tutto. E questo diciamo l'abbiamo un po' rubato, però abbiamo aggiunto qualcosa di nostro. Ma e si faceva in che periodo questo? Sempre? È un dolce che va bene su tutto l'anno? Ad esempio, quando si finiva di fare il fieno si facevano i Josenerland. Adesso in questo momento lo facciamo quando ci invitano, sempre per il nostro progetto di Insieme si può, di solidarietà. Non so, a Carnevale oppure a ogni manifestazione, solo che adesso hanno tolto tutte le manifestazioni, non si fa più niente. È il Covid, signora, ma piano piano, dai, anche con i vaccini gli diamo contro. Sì, dai. Sa dove andiamo adesso? Dove pubblicità? Sì. Ah dai! Me lo dica in sapadino. Come si dice pubblicità in sapadino? Pausa? Ah, semplicemente pausa. No, Non si dice. Porca, non mi viene. E quindi non le viene, quindi do la pubblicità, signora. Va bene. Grazie e niente. Assaggiate. Ah, guardi, immediatamente, a tra poco. E allora è in pieno corso questa sfida fra i due campioni olimpionici, ovvero sia Vittozzi e Fauner, e mi ha raggiunto qui, intanto le pietanze sono in via di preparazione, la giuria sta guardando da lontano alle movenze appunto di questi due campioni olimpionici. C'è una certa Giulia Artico che mi ha portato queste due creature. Giulia, create come? Create col fieno, chiaramente. Sì, sono state fatte non qua, me le sono portate da casa. Qui oggi realizzavo ghirlande con il fieno e con i fiori raccolti per i prati. Questo binomio montagna-Giulia Artico si sta consolidando sempre di più. Beh sì, assolutamente sì, anche perché il fieno in realtà racconta la montagna. Ogni fieno pensa a un profumo, a un effluvio particolare, ha anche un modo di piegarsi diverso, quindi è veramente una magia il fieno. Soprattutto per i bambini. Assolutamente sì, i bambini giocano col fieno come giocavamo noi, tornano indietro. Ecco, sì, volevo proprio quasi un flashback, no? Si torna... Sì, assolutamente sì. No, sono esperienze che comunque non hanno mai fatto e quindi è importantissimo che riescano anche a livello sensoriale a toccare un elemento così diverso, così inusuale. Senti, forme e profumi, quanto sono conosciute dai più piccoli? Allora, i bambini non vivono un periodo molto felice perché riescono a giocare poco, a toccare poco, non sono neanche più quasi in grado di giocare. Bisogna aiutarli a riscoprire le forme e i profumi. Nei tuoi laboratori c'è soprattutto l'aria aperta? Sì, c'è tanta aria, tanta voglia di giocare, tanta voglia di divertirsi. Mi puoi spiegare, hai sicuramente dei progetti che ti porteranno da queste parti? Adesso ho un progetto molto importante che non mi porterà in Friuli, ma mi porterà fuori dal Friuli. Sto realizzando 2 violoncelli di fieno per Giovanni Sollima, che suonerà con altri 5 mostri sacri della musica classica ad Artesella. E dopodiché queste installazioni rimarranno come opere stabili ad Artesella, che è il regno dei landartisti. Vedete, parla Giulia Artico e più parla e più si spalanca il sole che è proprio sopra le nostre teste e quindi qui il fondo piano piano si asciugherà perché io e la Miscoria sembra che siamo stati a pescare, sai Artico? Fantastico.
Eppure noi andiamo avanti lo stesso perché credo che il nostro dolcetto sia pronto, quindi cara Miscoria dovremmo riattraversare il guado, perché è proprio il caso di dire il guado. Salutiamo Giulia Artico, c'è una pagina Facebook, un sito dove si possono vedere le tue opere? Sì, Giulia Artico, giuliaartico.it. E contattatela perché soprattutto nei laboratori con i bambini ci sa fare. Grazie. Grazie. Buona giornata a tutti. Grazie a Giulia Artico, andiamo dall'altra parte. Allora, lui non era tanto convinto e delegava lei. E a questo punto io... Andiamo da lui? Dopo torniamo da lui. Da dove arrivate? Da Santa Maria di Sala. E lui, Spinea. colui che si pone... Lui che si nasconde. Mi pare che la più coraggiosa sei tu. Basiamoci sui fatti, ragionateci sopra. Allora, da queste parti fino a Sappada, come mai? Perché abbiamo appoggi tramite lui. Che si chiama? Alberto. E tu? Michela. Quindi avete degli appoggi e quindi sapevate di questo evento. Cosa avete degustato fino adesso? Allora abbiamo assaggiato gli gnocchi di Lisa e il piatto, questo dolce che però non mi ricordo. Ha un nome, l'ho mangiato anch'io ma non è buono, quindi se non sappiamo il nome ce ne facciamo una ragione. Sai fare bene da mangiare? So fare da mangiare. Diciamo che non lo sto facendo morire di fame adesso. Bene, mi sembra. Vieni solo qua, non lasciarla adesso. Vieni che caro. Fatti vedere. No, parliamo con chi? Quindi siete degli abituati di Sappada? Sì, sì. Ho l'appartamento in Borgata Bach. Borgata Bach dove sta? Sta dopo la chiesa, sulla destra in pratica, dove ci sono i campiti da sci anche. Venivi anche da piccolo qui? Sempre venuto qua, 28-29 anni, quasi. E questo è un luogo dove hai portato più volte la tua amorosa? Sì. Porta bene? Sì, ho conosciuto tutta la famiglia qua. Quindi dai, ovviamente sì. Allora, direi che possiamo... perché è caduta solo una panchina. E andiamo in soccorso perché è caduta solo una panchina e quindi, cara Miscoria, adesso ci spostiamo dall'altra parte. A tra poco. Ed eccoci, allora è stata proclamata Lisa Vittozzi vincitrice dell'edizione 2021 di Gustosa Sappada. Annalisa Sandri. Buonasera, buonasera, anzi buongiorno a tutti, siamo qua, finalmente è uscito il sole, la stamattina è stata un po', diciamo, non semplice perché il tempo ha giocato un brutto tiro, però noi siamo qua, ci sono tante persone, è uscito il sole, la giornata è stupenda, e viva Sappada, e viva Gustosa Sappada. Senti, food blogger che si sta consolidando. Diciamo che ho avuto delle belle soddisfazioni anche ultimamente con voi di Telefriuli come presidente di giuria a The Best Sandwich e quindi questo per me è molto gratificante e oggi questa bella giornata in bella compagnia. Senti, da che parte sta andando questo mondo degli appassionati del gourmet della cucina? Vedi Daniele, è una cosa strana perché sono anni che si dice che la curva è calante e invece secondo me è sempre più in ascesa, ci sono sempre più appassionati, sempre più persone che comunque apprezzano la buona cucina, amano questi show cooking, amano partecipare a queste manifestazioni e secondo me c'è ancora tanto da dare e tanto da fare. Cosa è successo? E succede in che senso? Perché c'è questa tendenza? Perché la curiosità è sempre tanta e anche perché la cucina è sempre in innovazione e quindi tu hai sempre qualche cosa di nuovo da scoprire. Allora, grazie Annalisa Sandri, vedete che la Vittozzi si sta facendo fotografare, quindi lo facciamo in presa diretta, andiamo a cercarla e a chiederle un commento a caldo. E quindi Vittozzi? Ha vinto. È contenta. Incredibile. Non te l'aspettavi? No. Beh, scusa, la battuta, sono abituata ai mestoli. No, perché all'inizio avevano detto che il secondo avrebbe preso il mestolo e io mi ero già abituata che avrei perso, non so perché. No, non me l'aspettavo, dai, però sono contenta. Grazie. Grazie. E buone Olimpiadi. Grazie mille. Allora, cara Artico, noi ci siamo parlati prima, ci siamo dimenticati una cosa importante. Ho dimenticato una cosa importantissima, accidenti, che ora poniamo subito tutto in ordine. Allora, vi invito tutti dal 16 al 18, quindi la prossima settimana, a Pontebba per FenArt, il primo festival di scultura sul fieno internazionale.
con artisti che vengono da tutto il mondo. Venite perché vale veramente la pena riuscire a vedere cosa fanno questi mostri sacri del fieno. Vi aspetto tutti. Cosa succederà, Giulia? Succederà che io sono a rappresentare il Friuli e l'Italia e succederà che tantissime squadre lavoreranno per portare al meglio la loro installazione e ci sarà tanta festa, tanti giochi, tante cose per i bambini, tante cose belle per il paese. Bene, quindi ricordiamo appuntamento. Prossimo weekend dal 16 al 18. E dovremmo esserci anche noi. Pontebbe, ci siete anche voi. E quindi meglio di così, quindi lo racconteremo in presa diretta. Diretta. A tutti, ciao. Grazie, noi credo che possiamo chiudere qui questo speciale da Sappada, quindi Sappada Gustosa si è chiusa, lo ricordiamo con la vittoria di una grande campionessa Lisa Vittozzi, quindi a lei è andata questo piatto d'oro e noi ci vediamo alla prossima, sempre raccontandovi molto da vicino il nostro benamato territorio. Grazie Chiara Miscoria. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love is so, please don't stop it. You got me right.